Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Questo è un provvedimento che arriva all'Aula direttamente di competenza del Presidente della Giunta Luca Zaia, il quale ovviamente non si è presentato, né lui per la verità né nessun altro membro della Giunta, alle commissioni che hanno organizzato l'istruttoria di questo provvedimento. Non che sia una novità l'assenza del Presidente Zaia ai lavori del Consiglio e delle commissioni, ma come ha ben spiegato la correlatrice Luisetto, questo è un provvedimento rispetto al quale un minimo di confronto e di discussione politica fatta da chi ha il compito di fornire al Consiglio regionale la spiegazione politica di alcune proposte sarebbe stato doveroso. Spero che almeno la Giunta oggi in Aula ci dia gli elementi sulla base dei quali il Consiglio regionale può deliberare con consapevolezza rispetto a questo provvedimento, che è stato liquidato dalla dirigente che ha presentato il provvedimento in Commissione come una cosa veloce, semplice, senza alcun tipo di implicazione amministrativa e politica. Alla domanda perché recediamo da questa fondazione, la risposta è stata: beh, è un'idea che mi ero fatta io, l'ho proposta al Presidente, ha detto che va bene. Siamo a questo livello. Abbiamo analizzato il provvedimento senza alcun tipo di approfondimento, magari banalmente l'audizione del direttore della fondazione avrebbe potuto davvero metterci nelle condizioni di giudicare se le affermazioni che ha fatto la dirigente in commissione e che sono agli atti e che poi sono anche scritti nel provvedimento accompagnatorio, nella relazione accompagnatoria al provvedimento, corrispondono al vero. Viste le iniziative realizzate con la Fondazione e considerata l'esigenza di contenimento della spesa. Cioè noi stiamo dicendo che decidiamo di recedere da un organismo al quale abbiamo aderito diversi anni fa, rispetto alla cui adesione abbiamo anche speso in questi anni diversi quattrini, semplicemente per ragioni di contenimento della spesa. E uno si chiederà quanto ci è costato e ci costa questa adesione. 10.000 euro. Cioè noi ci chiedete, la Giunta ci chiede di prendere in considerazione l'abbandono di un ente così importante, poi dirò qualcosa ma hanno già detto i colleghi, per risparmiare 10.000 euro. Guardate che se sono queste le motivazioni che vi sembrano sufficienti per procedere all'approvazione di progetti di legge come questo, vuol dire che in questo Consiglio regionale tutto è possibile. O la seconda affermazione: nessuna attività regionale è stata realizzata con l'Italy China Council Foundation dal 2022. Cioè, non solo abbiamo messo soldi in una cosa che ritenevamo inutile per ragioni a noi ignote, ma neppure ci siamo presi l'impegno, lo sforzo e l'attività di far fruttare per la Regione quella nostra partecipazione. Allora, siccome il membro della Giunta che ha la competenza rispetto a questo, in capo al quale sta la responsabilità di aver buttato via i soldi per la partecipazione in questo ente e per non aver fatto nessuna iniziativa, lo scrivete voi nella relazione, negli ultimi anni, con questo è il Presidente Zaia, che dovrebbe essere qui e ci dovrebbe spiegare perché da anni la Regione del Veneto ha deciso di non collaborare con questo istituto e che invece, lo abbiamo sentito, ha avuto, per chi ci ha creduto e per chi si è preso l'impegno e lo sforzo di fare qualcosa, che non siano le dirette Instagram, per la Regione che ha l'onore di rappresentare, qualche risultato è stato prodotto. Abbiamo detto come il tema sia cruciale, come sia fondamentale costruire le condizioni affinché il Veneto possa avere qualcosa da dire nei confronti di uno dei più importanti partner economici e commerciali mondiali. Fa fatica l'Italia da sola a essere interlocutore con la grande superpotenza economica e commerciale che è la Cina, e noi pensiamo da soli, sempre per le assurdità che sono scritte nella relazione del progetto di legge che voi siete disponibili a votare, che la Regione del Veneto si interfaccia direttamente con gli enti territoriali cinesi. Cioè, ma volete scherzare? Ma abbiamo bisogno dell'Europa, dell'Italia, delle fondazioni internazionali per parlare con la Cina, la più grande superpotenza
mondiale sotto il profilo commerciale, no? La regione del Veneto va direttamente dagli enti, penso che l'area, la più piccola regione della Cina sia 10 volte il Veneto in termini di estensione geografica, popolazione, potenza industriale. Perché quando poi si esce da questa, diciamo, orizzonte di intervento, quando poi si pensa che la regione del Veneto da sola può interloquire su questo piano con i player internazionali, poi non stupiamoci se i player internazionali non ritengono la nostra regione credibile per fare degli insediamenti produttivi di rilevanza quantomeno europea. Se è questo il modo in cui noi pensiamo di sostenere le nostre imprese, a me fa sorridere che ogni volta che parliamo di impatto economico del produttivo della nostra regione ci spiegate che siamo una regione che fa dell'export la punta di diamante della propria impresa manifatturiera. Ma l'export certo che lo si può fare nei paesi europei con la Baviera, ma ormai nell'economia globale l'export principale non puoi non farlo con il più grande paese, almeno per numero di abitanti, con il quale le grandi potenze industriali mondiali ed europee si confrontano. Ora io vi chiedo davvero qual è il ruolo che il Consiglio regionale vuole giocare, perché capisco le ragioni di ordine disciplinare sui grandi temi, la legge di bilancio, le variazioni, provvedimenti fondamentali, ma su un tema come questo, ma davvero noi vogliamo essere il Consiglio regionale che si fa prendere in giro da una dirigente che non ci dice perché ci presenta questo progetto di legge per risparmiare 10.000 euro? Che non ci siamo posti una domanda sull'utilità di questo recesso? Che non ci possiamo prendere qualche mese in più? Lo valutiamo l'anno prossimo e nel frattempo capiamo qual è lo stato di salute dei rapporti tra la Regione del Veneto e la Cina. Come possiamo davvero sostenere le nostre imprese? Cioè a voi davvero basta che arriva una dirigente che vi dice che vuole risparmiare 10.000 euro e che di questa fondazione non gli serve a niente e voi dite sì, è vero, va bene, impegniamo il Consiglio regionale in questi termini? Perché guardate, se è così, lo dico perché ci avviciniamo alla fine della legislatura, se è così, se nessuno pensa di avere il dovere di fare approfondimenti, di esprimere un punto di vista, di fare una valutazione, la prossima volta che ci siate voi o un altro non cambia niente. Perché un altro che schiaccia il pulsante, il bottone, perché una dirigente vi ha spiegato che uscire da questa fondazione si deve fare perché 10.000 euro bisogna risparmiarli e nessuno di voi si pone il problema di approfondire se quello che ha detto quella dirigente, neanche la giunta, quella dirigente che vi detta la linea, è giusto, è fondato, è utile per il Veneto e per le imprese del Veneto, tanto vale che voi o altri, cambia niente, non cambia niente. Ora io penso che abbiamo su questo provvedimento due ordini di problemi. Il primo specifico, e vado a chiudere, e riguarda il merito del provvedimento, la necessità che avrebbe avuto di approfondimento, la necessità che su questo profilo e sotto questo punto di vista ci fosse, la dico così, uno scatto d'orgoglio di chi quando deve schiacciare quel pulsante sa cosa vuole fare, cosa sta facendo, a meno che adesso un consigliere della maggioranza si alza e mi spiega che ha fatto degli approfondimenti, che ci sono delle buone ragioni per votare a favore, quali sono i pro di questo provvedimento, perché se lo dovete fare per risparmiare 10.000 euro e perché tutto sommato l'attività fatta finora non vi è stata soddisfacente, magari mi spiegate anche qual è l'attività che ha fatto la fondazione che non avete condiviso. Ma ve lo siete posti questo problema? Qual è l'alternativa? Perché se non è la fondazione non potete davvero credere che la regione del Veneto da sola vada in Cina.
Non è la fondazione, è un altro soggetto, è il governo, è un altro contenitore. No, voi vi accontentate di questo impianto qua e tranquillamente, come tutte le altre volte, andiamo avanti a votare. Guardate, è una questione della dignità con cui questo Consiglio regionale vuole relazionarsi con la Giunta. E non lo volevamo fare qua, potevamo farlo in commissione, l'approfondimento. Non c'è stata una richiesta di chiarimento in commissione da nessuno. Arriva una dirigente, vi dice che 10.000 euro vanno risparmiati, nessuna domanda, nessuna audizione, nessun approfondimento. Relatore Piccinini, nella relazione c'è scritto che la Regione Lombardia e la Regione Piemonte hanno proceduto con recesso e quindi lo facciamo anche noi. Neanche la briga di verificare se quello che ha detto corrisponde al vero. E la correlatrice Luisetto gliel'ha spiegato, che non è vero. È scritta una cosa imprecisa, diciamo, una mezza verità nella relazione. E nessuno si è preso la briga di andarle a verificare le informazioni. Ora io lo so che è diversa la funzione del consigliere di maggioranza, che come mi avete provato a spiegare tante volte va in fiducia, e il consigliere di minoranza che deve verificare, ma è grave che nella relazione di un provvedimento che arriva in quest'Aula ci sia un'informazione non corretta, utilizzata strumentalmente per trovare una giustificazione al recesso, perché altrimenti non c'è giustificazione. È grave, lo dico all'ufficio legislativo del Consiglio, che arrivino in aula provvedimenti nelle cui relazioni ci sono informazioni scorrette, perché anche a me piacerebbe poter avere la sicurezza che le affermazioni che i dirigenti e la Giunta fanno almeno in quest'Aula corrispondano al vero. E vi va bene tutto, anche sapere che hanno scritto una bugia o una mezza verità nella relazione. Non vi accende neanche questo, una piccola lampadina sul fatto che c'è qualcosa che non torna in questo provvedimento, in termini quantomeno di superficialità, quantomeno in termini di pressappochismo, in una fase in cui, care colleghe e cari colleghi, la politica dovrebbe drizzare le antenne, aumentare il livello di attenzione, di vigilanza, di controllo. Ecco, io credo che su questo provvedimento, che per carità non è sul piano politico il provvedimento che segnerà la nostra legislatura, ma è davvero paradigmatico di un atteggiamento che quest'Aula ha nei confronti delle proposte che ci arrivano dalla Giunta, peraltro le uniche che vengono messe in discussione sul piano significativo. Si va dritti, una riunione di commissione, favorevoli, contrari, consiglio, favorevole o contrario, si chiude. Io non lo so se voi vi divertite a fare i consiglieri regionali così. Non so se pensate che esattamente è questo che le persone che vi hanno espresso consenso si aspettino da voi. Io penso che noi, se abbiamo l'onore di stare in quest'Aula, dobbiamo dimostrare che abbiamo voglia di fare il lavoro per cui veniamo pagati, che è principalmente la capacità di studio, di analisi, di riscontro e l'assunzione della responsabilità politica di dire un sì o di dire un no. Per tutte queste ragioni, anche per tutelare la dignità di questo Consiglio regionale, rispetto al quale c'è una continua prepotenza da parte della Giunta, chiedo alla Giunta la valutazione dell'opportunità di ritirare questo provvedimento, di risparmiare questa umiliazione al Consiglio, di riportarlo in Commissione. Chiedo all'Aula, chiedo alla Presidente del Consiglio, al termine della discussione generale, di poter votare, Presidente Zottis, chiedo di poter votare il rinvio in Commissione del provvedimento. Prendiamoci il tempo che serve. Poi, se volete procedere perché insieme convintamente decidiamo, approfondiamo e ragioniamo che è la strada giusta, torniamo in Aula. Ma io chiedo che sia messo al voto il rinvio in Commissione del provvedimento.